Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del commendatore veneziano, siamo su MXGP2, siamo in Thailandia, seconda tappa del mondiale dopo la grande vittoria nella gara 2 del Qatar nella prima prova del mondiale. Vediamo qua in Thailandia, siamo con difficoltà difficile, proviamo difficoltà difficile, fisica media e un rewind, siamo penultimi in classifica. Vediamo un po' come va ragazzi, io sono un po' dubbioso perché mi sembra che ci sia un dislivello troppo grosso tra livello difficile e livello medio. È una moto scandalosa e anche difficile perché costano tanto i miglioramenti. Attenzione, qualcuno sta morendo intanto. Ok. Il Kume ammazza tutti, ufficiale. Dai Kume, vediamo cosa riusciamo a fare a livello difficile, sono proprio curioso. Poi c'è gente che cade. Attenzione, quante cadute, raga, quante cadute. È difficile la prova in Thailandia, ragazzi. Abbiamo un solo rewind, eh. Sì, però, ragazzi, cioè, ci rendiamo conto di quanto è più difficile sto livello. Non sono convinto, non sono convinto. Sinceramente non sono convinto finché la moto è così scarsa. Potrei togliere i rewind magari, vediamo. Siamo ultimi, siamo ultimi veramente con un distacco clamoroso anche. Sì, mi sembra di sbagliare completamente. Guarda, mi danno via merda, mi danno via. Niente, mi stanno massacrando. Mi stanno massacrando. No, non siamo ancora pronti, raga. Direi di no. Ecco, adesso... Ma porco due. Basta, ho perso la testa. Sì, però non possono fare una differenza così. Niente, abbiamo buttato via proprio una gara perché arriverò ultimo sia in gara 1 che in gara 2 probabilmente. Non so se posso cambiare il livello in corsa, ma non penso. Vabbè, ma porca puttana però. Che miseria, oh. Primo giro completato. E siamo super ultimi. Siamo super ultimi. Ma no, proprio non riusciamo a fare niente assolutamente da abbassare le... Ma va che no, guarda. Mi ritiro proprio, andiamo subito alla gara successiva perché non ha senso proprio andare avanti così. Non ha senso. Beh, abbiamo perso purtroppo una mondiale proprio così. Cioè una tappa del mondiale proprio buttata via così. Vabbè, che palle, oh. Mi dispiace, ritiro, ci può stare. Allora, ci spariamo un'altra gara, allora. Tanto vediamo se possiamo, facciamo personalizza. Moto. Questa è quella che ho io, penso. Ok. Posso migliorare qualcosa? Kit grafiche, manovre, manopole. Ammazza, guarda quante robe. Scarico. Non è che conosco molto bene. Andiamo con i marche italiana, presumo. Cazzo, guarda quanto aumenta. Cosa cambia? Niente, abbiamo questa che mi piace di più. Aumentiamo la velocità a cannone. Ok. Perfetto, però non ho più soldi. Vabbè, usiamo così.
Adesso facciamo così, ragazzi. Mettiamo 0 rewind, così che comunque questo gioco ho notato che che è facilissimo sbagliare. E rimettiamo difficoltà media, però, perché sennò veramente non ci divertiamo. Questo gioco è tutta un'altra cosa, la MotoGP, ragazzi, devo proprio abituarmi. Vediamo, informazioni stagione, purtroppo MX2. Siamo crollati, siamo. Va bene, dai. Ci può stare, purtroppo ho fatto un errore, non mi divertivo proprio a giocare così ultimo in 2 gare, non ci stava proprio. Va buono, dai, ragazzi, ci becchiamo dopo le qualifiche della terza gara. Ragazzi, siamo in Patagonia, Argentina, e mi sono messo un'altra difficoltà, visto che siamo a difficoltà media, non faccio le qualifiche, così partiamo ultimi, quindi nella traiettoria più esterna, e, e non conosco neanche la pista, perché chiaramente cioè, non conosco le piste del motocross. Boh, raga, quindi così andiamo proprio. Vai, siamo in Patagonia, Argentina. Vai, comandone. Siamo con 0 rewind anche. Adesso teoricamente la moto è più performante. Vediamo cosa riusciamo a fare. Quindi siamo difficoltà media e fisica media, attenzione. Qua se cado però non ho nessun rewind, mi so cazzi miei. Noi siamo in Patagonia qua. Possiamo fare bene in Argentina. Mamma mia che rischio. E comunque questo gioco qua, cioè, rispetto a MotoGP è chiaro che la possibilità di cadere mi sembra che sia più elevata, perché ci sono tante moto, lo spazio è più stretto, in stracciato sconnesso, cioè penso di così, oddio. Dai raga. Possiamo rimontare, eccola là. Possiamo fare un cazzo altro che rimontare. Molto bene. Siamo 16esimi. Dobbiamo recuperare, fioi. E sento sta moto, adesso per carità è più veloce, è più scattosa, cioè anche in accelerazione, però va meglio, però. No, porco due però. Guarda, quello è morto. Vabbè. No, raga, è impossibile, cioè. Mi viene da piangere. Come ho fatto a vincere in Qatar? Non lo so. No, penso che starò a difficoltà media forse per 60 anni. Ma guarda che no, no, che credo. Disastro, ragazzi, disastro purissimo. Ecco, il segreto è riuscire a togliersi dal traffico, solo così non sbagli. Però una parola è. È come se cercano di recuperare nuovamente. Almeno c'è un po' di battaglia in più, fioi. Guarda sto qua. Covington. Buono, come buono. Dai, vecchio mio. Devi spingere come un pazzoide. Oggi i paletti. Siamo 20esimi, oh. Per la dimostrazione che proprio non possiamo assolutamente andare col livello difficile proprio. Anzi, servono anche rewind, però. Cioè, con i rewind diventa più semplice. Bisogna capire come fare, ragazzi. Buono. Stiamo prendendo un po' la mano, ma ormai è tardi. Questo gioco è anche difficile commentare, ragazzi, perché devi stare concentrato veramente a cannone. Era un altro errore. Come mi sono salvato veramente di culo. Devo migliorare anche la tenuta però in pista, perché sta moto fa veramente cagare. Siamo già al terzo giro, va bene. Ed è che saranno 0 punti, eh? No. Guarda cosa combina. Meno male che sono riuscito a vincere in Qatar. Perché.
Hanno fatto qualche punticino irridato. Ma Qatar è sempre la mia gara, o anche su MotoGP. Forse le qualifiche però devo fare, Ocio come... vabbè, ma non ho tagliato... Vabbè, fa cagare proprio. No, è un po' esagerato però, Veramente esagerato. Niente, siamo qua, galleggiamo. Allora, questo è caduto anche, ciao. Cioè, 20esimi siamo. Se va bene arriviamo 18esimi. Ma se va proprio bene. Mamma mia che palle. Niente da fare, 21esimo, evviva. Gara 1 è andata malissimo, ragazzi. Che bello, è stata proprio una gran gara. Dove niente, non possiamo ancora permetterci di non mettere rewind, se vogliamo divertirci, se no arrivo sempre ultimo, ho paura, Perché quando ho vinto in Qatar mi sembra che ho usato 2 rewind addirittura. Vai, vabbè. Non molliamo Cuba, dai. C'è Pocock, ragazzi. Almeno davanti a Pocock voglio stare, però. Segreto, non far cappelle in partenza, ecco appunto. Sì, vabbè, però... Sta moto veramente non ha un cazzo di tenuta, Porca trota. Ah, guarda che mi buttano fuori. No, come no? Catroia, oh, è difficilissimo sto gioco. In realtà sarò anch'io rincoglionito, perché sicuramente, però... Cerchiamo di fare una buona gara a 2 almeno. No, ma Dio. Stare calmo, come però questi giochi ti fanno incazzare, oh. Dai, come credici. A qualche punto lo possiamo fare. Devo stare attento in quella curva che vado a tagliare sempre e mi fa perdere tipo un casino. 16esimi siamo. Aia. Perché la motocross è veramente una disciplina durissima. Guarda qua ho fatto una vabbè, qualcuno ha fatto dei sorpassi mondiali, qua le gobbette mi hanno fregato. Primo giro completato. Dai come. La tensione è veramente alta, No? Ma beh, qualcuno è veramente tirato fuori un sorpasso da fenomeno, beh, gara 2 sicuramente va meglio perché la qualifica la devo fare però così prendo un po' la mano. No, no, Dio santissimo. Brutto errore questo. Brutto errore. Adesso la prossima cosa che devo migliorare è la tenuta. Cioè i freni. Questa è la curva maledetta. Come ho fatto a vincere in Qatar? Non lo so, veramente i rewind mi sono serviti. Dai ragazzi. Concentration per cortesia.
Facciamo recuperare qualche posizione ancora, se non sbagliamo niente. 13esimi siamo. Uno è caduto. Dai, non devi sbagliare, Kuma. Le cose che devi fare no. Ma porca madosca. Niente, niente. E vabbè, ciao. Basta, ho perso tutto. Ma addirittura 20esimi siamo. Raga, se vogliamo divertirci ho paura che servono anche le rewind qua. Troppo facile sbagliare, non ho ancora l'abilità giusta, devo un po' imparare. Almeno a occhio 2 rewind servono. Ma la difficoltà di certo non possiamo toccarla per il momento, quello assolutamente no. Dopo quando le curve le prendo bene, recupero anche posizioni, che cacchio. Quindicesimi siamo. Non so se riesco a prendere almeno un punto. Sinceramente non lo so. Vediamo, tanto noi stiamo concentrati. Cerchiamo di rosicchiare un'altra posizione. Bravo qua Kuma. Qua mi sei piaciuto. No, quella troia di tua mamma che è una gran zoccola. Quindicesimi, niente. Addirittura ho riperso la posizione. Ecco, guarda che bell'arrivo del Kuma, quindicesimi, molto bene. Vediamo se ho preso almeno un punto. No, 6 punti, bene dai. 6 punticini, perfetto. 6 punticini in classifica siamo, dove cazzo siamo? Quindicesimi a 39 punti. Ok. Vabbè, solo che non ho guadagnato niente. Ok ragazzi, nel prossimo video torniamo... bene, ho perso anche... Perfetto, proprio alla grande. Niente raga, teniamo come prima 2 rewind e di difficoltà così, perché sennò ragazzi è veramente impensabile. Ecco, magari non faccio le qualifiche, visto che ho anche i rewind, però non ce la possiamo fare perché devo prendere la mano tanto su sto gioco. Ok raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!